Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. E stiamo per iniziare una nuova puntata di Made in Polesine, come sempre su Radio Diva FM e su Made in Polesine Web TV. Ciao a tutti, buongiorno, io sono Davide Stefanelli. Leandro Maggi, buongiorno. Trascorsa come sempre bene la settimana? Immagino di sì, perché ti vedo bello pimpantone. Sì, ecco, quindi sai che one fa rima con sì, con un sacco di cose, quindi sì. È meglio evitare dopo. Vabbè. Bello pimpante, ecco, sì. Meglio più pimpante che bello, però dai. Allora vabbè. Ti volevo rispondere in maniera sgarbata, ma mi sono tenuto. Ma noi non l'hai capito. Stiamo scherzando, dai. Allora, dai. Un palo di ciuffoli. Ecco, dai. Lo sapevo che doveva finire così. Allora, i titoli di oggi. Vai. Riparte la scuola. Poi statali ritorno in ufficio. Ahimè. Villareggia 39 anni. un po' più, come mai? Un po' più mite. E poi Porto Viro verso il mare. E poi ultima, elezioni e Polesine. Anche se oggi è giovedì, poi sappiamo che poi ci sarà anche la messa in onda, ci sarà messa in onda anche la replica. Ma noi parliamo in generale. Il sabato mattino, quindi non parleremo comunque nello specifico, ma in maniera generale. Va bene. Quindi siamo fuori anche da ogni qualsiasi critica o attacco. Dai, allora, brevissima pausa, torniamo per iniziare Made in Polesine. Allora, siamo pronti per iniziare la puntata vera e propria di Made in Polesine di questa settimana. Andiamo quindi ad affrontare il nostro primo titolo. Partiamo proprio dalla scuola. Riparte la scuola. Allora, sappiamo che lunedì sono ripartite le scuole, perlomeno in Veneto, in qualche regione partiranno dopo il 24, che forse era la cosa più giusta. Sì. Ma questa è un'altra storia. E allora sono arrivati anche i banchi a taglio di po', per esempio. Ho visto i banchi finalmente quelli girevoli, sono veramente una fetecchia. Perché con le rotine anche. Con le rotine, hanno 6-7 ruote di plastica e siccome magari sono perlomeno a taglio di po' erano per i ragazzini delle elementari, però ci sono dei ragazzini in quinta elementare che sono grandi come me, che io non sono tanto grande. Ci vuole tanto. Beh, comunque sono dei marcantoni da 60-70 kg, quindi qua lo dico, qua lo nego, secondo me i banchi con le ruotine dureranno fino metà novembre. No, io volevo dire fino a Natale, mi sembra un po' troppo. Però. Non ce la fanno. Comunque, fatto sta che 6 mesi di chiusura, cos'è che è successo? Che alunni in ginocchio sono in ritardo in banchi monoposto. Infatti, tra l'altro, taglio di po', dove ho visto io scaricarli, sono arrivati mercoledì. Cioè, arrivare una settimana prima, ordinarli magari ad aprile-maggio, no, era troppo. Non si poteva. Le maschere non ci sono, bisogna portarle da casa. Ma una cosa molto più grave sono che gli alunni disabili senza insegnante di sostegno. Quindi avete avuto tutto sto botta di tempo per decidere, perché qualcuno ha detto ma non si può organizzare la scuola in 2 settimane. La scuola si può organizzare con 6 mesi di chiusura. Cioè, questi 6 mesi qua cosa avete fatto? Adesso, con tutto il rispetto per le categorie che appunto lavorano, personale AT, docenti, eccetera, eccetera. Però insomma, non si può arrivare dopo 6 mesi di lockdown o perlomeno di chiusura agli ultimi 15 giorni con fibrillazione che non sapete più dove prendere e dove cominciare. Questa qua è una cosa molto molto grave. Altra cosa molto grave, il discorso dei trasporti, che poi ne parleremo. Siamo arrivati impreparati in una cosa che doveva essere a tavolino perfetta. Esatto, sì, invece quindi questo non c'è stato. È un sintomo di un paese che deve ritornare normale, una cosa che diciamo da una vita, però se ogni volta che c'è un'emergenza arriviamo sempre con l'acqua alla gola all'ultimo secondo, quando perlomeno per questo tipo di emergenza c'erano le scadenze, c'erano i tempi per sistemarle tutto, fatto sta che non si è fatto. Vabbè, questo volevamo dirvi, questo qua ci dispiace che i ragazzini ritornano a scuola e non sanno ancora come fare, come comportarsi, senza poi parlare del discorso che se uno si ammala oppure è positivo al tampone, diventa un disastro, diventa un altro mini lockdown che può implicare famiglie, docenti, insegnanti, trasportatori, eccetera, eccetera, eccetera.
Va bene, dai. Allora, abbiamo esaurito il nostro primo argomento. Purtroppo. Ci sentiamo tra pochissimo. Rientrati e siamo pronti per continuare la puntata di oggi di Made in Polesine. Allora, secondo titolo, statali, ritorno in ufficio. È una conseguenza, praticamente, no? Sì, allora, di tutto il resto. 500.000 persone tornano in ufficio, naturalmente mancano gli scanner e le mascherine. Stesso discorso che abbiamo detto nel primo step, praticamente c'era tutto il tempo di aprire in sicurezza, di organizzarsi perlomeno, fatto sta che non si è ancora pronti. Ricordo che in molti comuni addirittura devono ancora aprire gli uffici, non so se Adria ha aperto in questo periodo, ma fino adesso bisognava, non si poteva andare in comune. Questa qua è una cosa molto grave, e molti comuni hanno magari l'apertura e la chiusura 2 giorni alla settimana, eccetera. È un servizio che dovrebbe essere garantito, e questo qua è una cosa grave. I sindacati preoccupati per i ritardi nella fornitura di dispositivi di sicurezza anti-Covid ai lavoratori. Da oggi solo il 50% dei dipendenti pubblici è autorizzato a rientrare nella modalità smart working. Anche qua il discorso di una pecca di organizzazione. Siccome siamo più o meno a ridosso di un silenzio per le votazioni, sì, non possiamo fare nessun tipo di critica, però il fatto che dopo tutti questi mesi non siamo ancora preparati, cioè il primo lockdown cos'è stato? L'8-9 marzo? Sì, esatto. Sì. Caspita, sono 6 mesi, quindi penso che in 6 mesi ci si poteva organizzare meglio, ma chi siamo noi per giudicare? ma probabilmente noi avremmo fatto peggio. Però no, è fatica. Far peggio è fatica. Essere bravi, bravissimi per far peggio. Bravissimi. Vabbè. Comunque, io solidarietà con tutte e con tutti, però uno Stato, se certe cose basilari tipo la scuola, tipo gli uffici eccetera non funzionano, è uno Stato che zoppica, che ha qualche difficoltà rispetto anche a altri Stati. Adesso non sappiamo, onestamente non so gli altri Stati come sono messi, se hanno le stesse nostre difficoltà e criticità. Però qua da noi è lampante che qualcosa non va, insomma, qualcosa non sicuramente va bene. Lui cerca di frenarmi perché ha paura che parli di politica. Non parlo di politica perché c'è il silenzio. Assolutamente no. C'è paura però. Allora abbiamo così esaurito il nostro secondo step. Noi ci assentiamo, brevissima, ma proprio brevissima pausa, e torniamo. Noi, quelli di Made in Polesine, tutte le settimane su Diva FM e su Made in Polesine Web TV. Davide Stefanelli, Leandro Maggi. Terzo titolo, posso andare? Vai. Sei pronto? Vai. Ti vedo bello caricato. Villareggia 39 anni. Allora, cos'è Villareggia? Villareggia è una comunità che è nel comune di Portoviro, è una comunità religiosa che festeggia appunto 39 anni di intensissima attività. È appunto una comunità religiosa che è nei paesi più sfortunati, in particolar modo mi viene in mente il Perù. So che c'era un gemellaggio importante con questa comunità e il Perù, e hanno fatto veramente grandi cose. Penso che la comunità di Portoviro deve essere grata alla comunità di Villareggia, e viceversa la comunità di Villareggia deve essere molto grata alla comunità di Portoviro, perché so che moltissimi imprenditori, moltissimi professionisti hanno prestato la loro opera gratuitamente a Villareggia, e effettivamente quando passate Villareggia, se qualcuno non lo sapesse, è quella località che è tra Portoviro e Cavenier, quindi per arrivare verso Pila, poco prima del ponte che passa il Po di Maistra, c'è appunto questa comunità, e vedete che è veramente una struttura importante, fatta bene, fatta su una vecchia chiesa, e hanno fatto si è sviluppata decisamente, sviluppata molto ed bene. È una bella realtà. È una bella realtà, ha fatto cose molto importanti, e quindi ci fa piacere ricordare che sono 39 anni di intense attività, come diceva un titolo di un giornale, di un quotidiano locale. Che dire, auguri, complimenti a loro, e speriamo continuino con la loro opera, e bravi. Sì, perché hanno veramente aiutato anche persone hanno delle difficoltà, insomma lì c'è la possibilità anche di essere ospitati addirittura. Poi ci sono le missioni all'estero, Bolivia, Perù, in particolar modo nel Sud America, quindi bravi. 39 anni di successi e di brava gente. Torniamo tra poco. Ora siamo pronti dopo questa brevissima pausa, per continuare Made in Polesine. Adesso un altro titolo che così è
È molto importante, è molto positivo. Portoviro verso il mare. Cosa vuol dire questa? Allora, che verso dire il che mare? ci sono dei progetti già approvati, tra l'altro che porteranno un sacco di soldi alle casse del comune di Portoviro, per sviluppare la zona tra Caccapello e Porto Levante. Ci sono veramente delle attività importantissime, specialmente nel settore non turistico, ma nel settore portuale, Sì. veramente degli insediamenti di livello altissimo. Si parla di qualche milione di euro solo di contributi che verranno su al comune di Portoviro, quindi importante investimenti, importante queste autorizzazioni. È importante per tutto il Polesine che ci siano questi insediamenti industriali e commerciali proprio in questo territorio. Che dire, c'era un progetto tempo fa di fare Porto Levante zona franca, tipo Livigno eccetera. Se si potesse ancora rifare, veramente sarebbe un boom ottimo per l'economia locale straordinaria. Non so se tu sei mai stato a Livigno, sai che c'è la benzina che costa la metà che dalle altre parti, perché non c'hanno le accise. Sì, perché praticamente sono IVA free, una cosa così, praticamente non ci sono delle tasse che ci sono negli altri paesi italiani. E se fosse stato possibile farlo anche a Porto Levante barra Portoviro, veramente poteva dare un impulso al nostro territorio straordinario. Non so se il progetto è andato definitivamente in pallone oppure se c'è ancora qualche cosa. Comunque sappiate che ci saranno questi insediamenti che cominceranno probabilmente già i primi mesi del 2021 e quindi magari state allerta se avete bisogno di lavoro, se avete bisogno anche di collaborare, se siete artigiani, commercianti eccetera, per la costruzione di questo. Bravo. Sì, dovevo dire che Porto Levante è veramente sta crescendo bene, una zona molto interessante e se dovesse svilupparsi in maniera diciamo abbastanza importante potrebbe essere, come hai detto tu, anche un punto di riferimento per molti, anche per dare posti di lavoro e così via, insomma, creare un indotto molto molto importante per il nostro territorio, sicuramente. Decisamente. Allora ci sentiamo tra pochissimo perché noi dobbiamo ancora sviluppare l'ultimo argomento di oggi. L'ultimo argomento di oggi e poi la conclusione di Made in Polesine. Ultimo titolo, allora, parliamo di queste elezioni in Polesine. Allora, le elezioni in Polesine, sappiamo che ci sono alcuni nostri amici che sono, come si dice, stanno concorrendo per diventare consiglieri regionali. Addirittura abbiamo un'amica di Corbola che si propone come presidente della regione. Che dire, io ho seguito un bel po' di politici allora, quando si andava a scuola c'erano 2 o 3 temi che erano i trasporti, le mense, eccetera eccetera, ed erano sempre quelli. E effettivamente sono tutti fatti con la carta carbone, non ci sono grandi differenze di progetti tra uno o l'altro, destra, sinistra, centro, eccetera eccetera. Però io vorrei dare qualche suggerimento. Sì, possiamo farlo, dai. Allora, il primo suggerimento sarebbe di cercare di far valere il nostro territorio a livello regionale, cioè nel senso dire alla regione: guardate che c'è anche la provincia di Rovigo, che perché ogni tanto si dimenticano della nostra provincia, spesso, perché adesso c'è la carrellata di big che vengono, di grossi politici che vengono nel nostro territorio, poi dopo per 4 anni non li vedi più e quindi magari non sanno neanche dove è Calto, a parte che lo so appena anch'io dove è Calto, oppure non sanno neanche dove è Barricata o Porto Levante, e quindi questa è una cosa grave. Poi lo sviluppo del nostro territorio viene secondo me per la viabilità. La nostra viabilità ha 2 grosse pecche: la prima pecca è la Romea, la seconda pecca è che non abbiamo una strada ferrata che si possa chiamare con questo nome, ricordando che la tratta Chioggia-Adria è ancora col motore a scoppio. Esatto, quindi, è una cosa proprio il trenino di 50 anni fa. È il trenino di Heidi. quindi questa qua è un'altra delle cose che dovrebbero essere controllate e riviste e seguite. Molti hanno detto bisogna la viabilità, sistemarla, eccetera eccetera eccetera, però ecco, dovrebbe essere veramente, secondo me, uno dei punti di riferimento più importanti. Poi l'occupazione da noi non possiamo neanche lamentarci rispetto ad altre zone d'Italia, però un occhio di riguardo che non ci sia, che venga eliminato da una parte il caporalato che c'è ancora sia in agricoltura che in altri settori,
e quindi questo implica anche un occhio di riguardo da quanto riguarda la magistratura, le forze dell'ordine eccetera, e non ultimo il fatto di avere degli sgravi fiscali importanti, visto che siamo in una zona particolarmente difficile. Ricordiamo che c'è questo progetto nell'Alto Polesine degli sgravi fiscali eccetera, e sarebbe stata cosa molto giusta prolungarla anche nel Basso Polesine. Ecco, queste qua sarebbero le cose che secondo me dovrebbero essere dette e chi va a Venezia dovrebbe sostenere in maniera importante. Vedremo poi se succederà. Vedremo, comunque cosa. Tutti quelli che partecipano, i nostri auguri, se si riuscisse, sappiamo che come consiglieri comunali regionali la provincia di Rovigo partorirà 2 consiglieri regionali, a questi che verranno eletti del nostro territorio. I nostri più grandi auguri, ricordate che dovete andare là e battere i pugni e farvi valere. E ci siamo anche noi. E poi ci siamo anche noi, intanto vi tiriamo le orecchie. Va bene? Va bene, detto niente, sono a posto. No, siamo a postissimo. Dai, ci sentiamo tra poco per i saluti finali. Giorno di appuntamento anche questa settimana. Made in Polesine termina qua. Noi vi ringraziamo come sempre del vostro gentilissimo ascolto. Ci risentiamo la prossima settimana come sempre in diretta su Diva FM e anche su Made in Polesine Web TV. Prossima settimana poi avremo anche i nostri amici di Radio Colbe, quindi che si ricollegheranno con noi, quindi andate a votare. Avremo diciamo anche il Rodigino e la Bassa Padovana che ci ascolta. Bene, allora con questo veramente andate a votare, cioè, non fate come noi che non andiamo. no, assolutamente no, non fate come tanti che non vanno a votare perché si sono stancati un po' delle istituzioni. A volte anche si possono anche capire queste scelte che non sono comunque condivisibili, mi raccomando. A votare bisogna andare per anche perché dopo senso di, se non si va a votare, uno che non vota non può neanche criticare, non può neanche dire la sua, poi non può neanche dire la sua in vabbè. teoria. Dai. Dopo lo dice lo stesso. Comunque ci sentiamo la prossima settimana. Un ringraziamento da parte mia, Davide Stefanelli, Leandro Maggi, un augurio di un buon fine settimana e il nostro countdown 3, 2, 1, chapeau. Ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.